ricollocazione migranti. Oggi in Veneto l'arrivo dei primi 50 distribuiti in tutto il territorio regionale. Nei prossimi giorni in Veneto sono previsti altri 380 arrivi. Non si scarichi ancora una volta l'emergenza profughi sui comuni, così il presidente ANCI Veneto e sindaco di Treviso Mario Conte. Grave episodio di violenza questa mattina nella sede padovana dello IOV. Una dottoressa è stata accoltellata da un paziente di 85 anni. L'anziano arrestato, la donna non è grave. Si inietta una dose di droga davanti a decine di studenti di rientro da scuola. Il video di quanto accaduto in pieno giorno alla stazione delle Corriere di Oderzo diventa virale. Una scena terribile, ho avuto i brividi, il racconto di un testimone. Prima la pandemia, ora i rincari delle materie prime, continua il momento difficile del commercio al dettaglio in provincia di Treviso, aumentano i negozi che chiudono per sempre. Il senatore bellunese di Fratelli d'Italia Luca De Carlo è eletto presidente della commissione che accorpa industria, turismo, commercio e agricoltura, una grande responsabilità, le sue prime parole. Gaglio celebra 100 anni di municipio, chiesa e scuola. La città rasa al suolo durante la prima guerra mondiale è stata ricostruita dopo il conflitto e la comunità si stringe attorno ai suoi capisaldi. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque, lo avete sentito dai titoli, in primo piano il nodo immigrazione con l'arrivo in Veneto dei primi 50 migranti. 9 sono giunti all'ex caserma Serena di Casieri in provincia di Treviso, e questo nelle ore in cui sale la tensione delle cancellerie europee nei confronti della linea dell'esecutivo italiano. Nei prossimi giorni in Veneto sono previsti altri 380 arrivi. Sono arrivati poco dopo mezzogiorno all'ex caserma Serena di Casier 9 dei 50 migranti giunti all'alba al centro di smistamento di Marghera. Gli altri 41 sono stati dislocati in strutture nel resto della regione con un modello di accoglienza diffusa. I 50 migranti si trovano in Veneto come conseguenza della pressione esercitata sugli hotspot dopo gli sbarchi, in particolare di Humanity One e Geo Barents a Catania, ma a preoccupare non sono tanto i numeri attuali quanto quelli che si rincorrono nei corridoi dei palazzi del governo. 5.000 persone da ricollocare a livello nazionale da qui alle prossime settimane, 380 per il Veneto. Una redistribuzione nazionale dei flussi quindi che vede le prefetture venete trattare la questione con la massima cautela, visto anche il clamore di questi giorni e nelle ore in cui tra Parigi e Roma si consuma uno strappo senza precedenti, con i francesi che hanno annunciato la sospensione del meccanismo di accoglienza europea per 3.500 rifugiati attualmente in Italia. Sullo sfondo c'è l'approdo della Ocean Viking a Marsiglia. Tornando a Casier, dove in passato non sono mancati episodi di tensione, i 9 migranti sono tutti uomini dal Pakistan, un numero gestibile, dicono dalla struttura, dove sono già ospitate 300 persone. Parliamo di numeri assolutamente contenuti in questo momento. Rispetto ai numeri impressionanti che abbiamo avuto nel 2016, ricordo che siamo arrivati a oltre 750 ospiti nel 2016, in questo momento insomma riusciamo a fare tutte le attività che sono previste e dare ai ragazzi una tranquillità abitativa. Per loro inizieranno percorsi di integrazione e collocamento, come avviene da quasi 7 anni a questa parte. La struttura è stata aperta nel 2015, a luglio 2015, per fronteggiare una prima emergenza, ha accolto migliaia di persone in questi anni, la gran parte, la stragrande maggioranza di questi si sono integrati nel nostro territorio e hanno ottenuto una prospettiva. Noi abbiamo la fortuna di avere un tessuto imprenditoriale e un tessuto lavorativo molto forte all'interno della nostra provincia, che ha assorbito in maniera molto veloce la gran parte dei ragazzi accolti. Quanto alle prospettive per le prossime settimane, Marinese fa appello alla sua esperienza umana e professionale. Io in realtà, avendo gestito Lampedusa per molti anni, le parlo di una fine della stagione. In questo momento il mare, l'inverno è arrivato, il mare quindi si ingrosserà e le partenze si bloccheranno, poi sarà gestita il fenomeno insomma in altre sedi che sicuramente normalizzeranno la situazione. Non si scarichi l'emergenza profughi sui comuni, così il sindaco di Treviso, nonché presidente ANCI Veneto Mario Conte. All'ex caserma di Casier 9 migranti accolti stamattina, come abbiamo appena sentito nel servizio.
Oggi i comuni devono già far fronte al caro energia e al rischio di dover tagliare servizi essenziali. Non possiamo farci carico anche dell'emergenza profughi. A dirlo in veste di presidente di ANCI Veneto il sindaco di Treviso Mario Conte, di fronte all'arrivo in regione di una cinquantina di nuovi migranti, 9 dei quali, originari del Pakistan, accolti proprio all'ex caserma Serena ai confini tra Treviso e Casier. Mi auguro, rincara Conte, che non si scarichi sui sindaci la gestione di questo problema, perché questo significa mettere in difficoltà le nostre comunità, che già in passato hanno vissuto tensioni sociali legate alla presenza di queste strutture. I profughi, conclude il presidente ANCI, sono persone e vanno trattati con dignità e rispetto. La situazione di emergenza però va gestita e non scaricata sui sindaci, talvolta senza coinvolgerli, ma calando le decisioni dall'alto. Non deve essere una cosa, credo, che continui a ripetersi senza sapere una volta per tutte cosa si deve fare, perché non può essere effettivamente che ci si arrivi continuamente ad avere questi picchi di sbarchi e sprovvisti di non sapere cosa fare. A Casier, tuttavia, malgrado i grandi numeri, la situazione è tranquilla, dice il sindaco. La convivenza tra il paese e i richiedenti asilo è pacifica e i disordini che si erano verificati durante la pandemia sono alle spalle. Non vorrei neanche più tornarci e parlarci di quel periodo che avevamo trascorso. Adesso credo che sia gestita abbastanza bene. Certo che però non si può mai abbassare la guardia in niente e per niente. Quale può essere l'appello al governo e all'Europa, sindaco? Ma io credo che l'appello sia quello che lo stiamo dicendo da anni, quello di avere una politica che sia naturalmente cosciente che bisogna programmare la cosa, non lasciarla allo sbando. Poi ci sono le reazioni politiche, dal disorientamento della Lega alle precisazioni di Fratelli d'Italia, l'attacco del PD, sbarchi e migranti al centro della scena politica. Faccio davvero fatica a capire questo arrivo di questi 40 immigrati, no, perché voglio dire, se questo è il governo di centrodestra, la vedo un po' dura. Mi sembra di essere tornato indietro di anni. Dopodiché voglio essere molto chiaro: se qualcuno immagina di riaprire Cona e Bagnoli, ecco, se ne faccia una ragione, non si riaprono quei due siti. È del tutto evidente che ancora una volta siamo di fronte a una gestione assolutamente inaccettabile dell'immigrazione, perché di fatto vengono scaricate sui territori, e questo non è accettabile. Cioè, non ci danno l'autonomia, ma i migranti sì. Adesso, per carità, va tutto bene, ma non è che il Veneto è qua per accogliere tutto e tutti e chiunque. È evidente che quello è un fenomeno che è stato agevolato in passato e che quindi l'idea che si possa partire dalla Libia sfruttati dagli scafisti, dai delinquenti che su queste persone speculano, non si possa fermare in un minuto. Mi pare una cosa talmente palese che non è che noi oggi abbiamo professato, certo che abbiamo dei progetti in testa, ma non è che da oggi a domani possiamo bloccare le navi in Libia senza aver fatto degli accordi. Se le navi partono e arrivano in Italia, è evidente che poi la redistribuzione non avverrà mai, perché nessuno poi è disposto ad accoglierli. Le navi che battono altre bandiere, che sono quella norvegese e quella tedesca, sarebbe bene reindirizzarle direttamente verso i loro paesi d'origine. Al di là del fatto che poi parliamo di vite umane, sulle quali nessuno mette in discussione il fatto che debbano essere salvate, l'obiettivo è evitare che queste persone partano e poi vengano sfruttate in tutta la tratta. La vicenda di oggi dimostra che chi in campagna elettorale prometteva cose mirabolanti in realtà già oggi dimostra di non essere in grado di mantenerle. L'immigrazione è un fenomeno complicato e ancora una volta lo Stato, come è capitato con i governi del passato, lo scarica sui territori, sui comuni, e invece servono regole chiare, precise. Chi ha diritto di restare in Italia deve essere formato e avviato al lavoro, visto che tantissime aziende nel nostro territorio non trovano personale. Chi chiaramente non ha invece diritto di star qui va riaccompagnato tramite accordi internazionali nel paese d'origine. Servono regole chiare e non serve la gestione caotica che già oggi si profila. E sentiamo l'opinione dei cittadini sull'accoglienza dei migranti.
Sì, certo, dare la priorità all'accoglienza, però a un certo punto l'accoglienza deve essere anche assistita, cioè devono essere più tutelati, hanno bisogno degli loro enti, del lavoro, della casa, e qui insomma sono discorsi molto, molto da approfondire. Qui non stiamo parlando di accoglienza, qui stiamo parlando di schiavitù 3.0. Nel 600-700 si andava a prenderli a casa loro e si portava in altri paesi. Nell'800-900 siamo andati a casa loro a colonizzarli e adesso siamo arrivati al meraviglioso mondo li facciamo venire qui a loro spese. Sì, essere accolti ma anche ridistribuiti fra i vari stati europei. Qual è la priorità? Le bollette, il sopravvivere. E i migranti? I migranti, voglio dire, se non... Per me, io accetto tutti, basta che non portino criminalità, se si danno da fare riusciamo a collocarli anche nel mondo del lavoro, ben venga. Manodopera manca, quindi... Come priorità penso che il problema migratorio sia un problema importante. Comunque se lo mettiamo un gradino sotto alle bollette è un gradino sotto. Non è che tutto il mondo può stare dentro l'Italia, dentro il Veneto, mi spiego. Cioè se c'è il posto ci deve essere a monte, cioè creiamo opportunità per queste persone, che sia qui oppure che sia lì dal posto in cui vengono, secondo me. Quindi dobbiamo fare in modo che si sentano liberi di stare dove vogliono stare. Passiamo alla cronaca con il grave episodio di violenza accaduto questa mattina nella sede padovana dello IOV. Una dottoressa è stata accoltellata da un paziente di 85 anni, poi arrestato. Sicuramente è una mattinata che ha messo a dura prova il sistema IOV per un episodio che sinceramente non ci aspettavamo, molto grave. Ferita al collo e alla mano nel tentativo di difendersi da un'aggressione inaspettata. Una dottoressa dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova è stata accoltellata da un anziano paziente che questa mattina aveva appena effettuato con lei una terapia antalgica. È stata subito soccorsa dai colleghi richiamati dalle sue urla. Ora è ricoverata in ospedale a Padova. Non è in pericolo di vita, le lesioni per fortuna sono superficiali, ma ha rischiato davvero molto. In un ambito oncologico, cronico, dove ci sono questi rapporti anche molto, chiamiamoli così, fiduciali tra medico e paziente, un episodio così non ci aspettavamo, però, come dicevo, siamo sempre molto attenti, quindi il sistema è un sistema che è pronto per intervenire ed è un sistema che è pronto per rimanere sempre aggiornato. È già stato fatto dal direttore sanitario, col direttore dell'ospedale, chi segue il rischio clinico, un audit alle 2 con tutto il personale, perché è giusto domandarsi se c'erano dei campanelli d'allarme, se potevamo fare qualcosa di diverso. Il paziente, armato di coltello, portato probabilmente da casa, ha colpito alla giugulare la dottoressa che con le mani ha cercato di difendersi ed è stata nuovamente colpita. Sul posto è intervenuta la polizia che ha fermato l'aggressore. È un uomo di 85 anni che è stato arrestato per lesioni aggravate. Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari. Il paziente era stato curato per una neoplasia ed ora era in regime di follow-up. Accusava però dei forti dolori. Cosa abbia provocato lo scatto d'ira è sconosciuto. Qualche giorno fa aveva anche regalato un libro alla dottoressa. È nato all'improvviso da un paziente che era conosciuto, seguito, che aveva anche un rapporto tranquillo, sereno, proprio col medico che lo stava seguendo, oggetto alcuni giorni fa anche di un dono, quindi nulla faceva presagire una violenza di questo tipo. Sul grave episodio di violenza avvenuto allo IOV è intervenuto anche Domenico Crisarà, presidente dell'Ordine dei Medici di Padova. È un segnale pericolosissimo. Gli studenti non si avvicinano più a questa professione, i giovani non si avvicinano più a questa professione per i rischi che presenta e per la scarsa soddisfazione anche professionale. Il primo a dare la notizia dell'accoltellamento allo IOV è stato il presidente del Veneto, Luca Zaia, che ha condannato la violenza esprimendo vicinanza alla dottoressa ferita. Solidarietà alla professionista è arrivata anche dal sindaco di Padova, Sergio Giordani, che si è detto sconcertato da questo episodio.
Si inietta una dose di droga davanti a decine di studenti che stavano rientrando a casa da scuola. Il tutto immortalato in un video diventato virale sui social. L'episodio è accaduto ieri mattina alla stazione delle Corriere di Oderzo. Ma bro, stanno chiamando la polizia. Ma si stava facendo ma almeno poteva andare in bagno a farlo. No, ma almeno farlo da qualche altra parte. Ma poi non davanti a tutti. Un video diventato virale sui social, quello girato da alcuni studenti ieri alle 13 nei pressi della stazione delle Corriere di Oderzo. Le immagini parlano da sole. In 40 secondi si vede un ragazzo di spalle, cappuccio in testa, intento ad iniettarsi nel braccio una dose di droga. Tutto questo in pieno giorno davanti agli occhi increduli di decine di persone, soprattutto giovani, di rientro da scuola. Ma le figlie, io non l'ho visto. Non partire, per favore. Prova, guarda come lo stanno guardando. Per i ragazzi che ogni giorno transitano all'autostazione si tratta di una vecchia conoscenza. Io stavo tornando da scuola e ho visto questo tossico, possiamo dire, e stava facendo un giretto qua in zona, poi l'abbiamo visto qua che aveva la siringa che stava inserendo il metadone dentro in vena e ha fatto un certo effetto, cioè mi sono proprio venuti i brividi quando ho visto e non mi è piaciuto. Una volta c'è stato anche un episodio quando stavamo venendo in treno verso scuola che era fattissimo praticamente. Ma sempre la stessa persona? La stessa persona che stava girando per il treno, stava vagando per il treno con una merendina in mano che la voleva offrire a tutti, però tutti la rifiutavano e poi era lì seduto che si guardava dentro i genitali e tutto, che stava dando un fastidio assurdo a tutti i ragazzi. Non è la prima volta. Ieri si è inginocchiato davanti a me e mi ha chiesto se volevo sposarmelo. Abbiamo chiamato i carabinieri. Sul posto poco più tardi è arrivata una pattuglia dei carabinieri, ma nel frattempo l'uomo si era allontanato. Questo caso è seguito dai nostri servizi sociali, dal SERT e dal Centro Salute Mentale, ma intervenire è difficilissimo, spiega il sindaco di Oderzo, Maria Scardellato. Spero che il ragazzo si lasci aiutare perché senza la sua volontà non abbiamo strumenti per farlo. È indispensabile insistere con il lavoro di prevenzione anche nelle scuole, ma è una cosa che si fa da anni e purtroppo nessuno ha la bacchetta magica, conclude la prima cittadina. Prima la pandemia, poi ora i rincari delle materie prime, continua il momento difficile del commercio al dettaglio e in provincia di Treviso aumenta il numero di negozi che chiudono per sempre. 103 negozi nella Marca trevigiana hanno abbassato per sempre le saracinesche nei primi 9 mesi del 2022, 270 nell'ultimo triennio. È la dura fotografia della Camera di Commercio di Treviso Belluno che mostra come sia il commercio al dettaglio ad aver pagato il prezzo più alto prima per la pandemia, ora per i rincari e la concorrenza dell'e-commerce. L'ente camerale ha anche analizzato la situazione in 4 comuni del quartiere del Piave, a Pieve di Soligo, Refrontolo, Sernaglia e Farra di Soligo. In questi primi mesi dell'anno hanno chiuso 16 attività commerciali di prossimità, 35 nel triennio. Assistiamo da un triennio a questa parte a un progressivo calo e quindi a una progressiva chiusura di esercizi commerciali al dettaglio. I motivi li conosciamo, però l'azione sinergica di Camere di Commercio e delle associazioni di categoria di riferimento davvero credo che possa essere di grande supporto. In questo momento l'unico settore a tenere è quello dell'edilizia, con Treviso prima in Veneto, come testimoniano i dati dell'Ufficio Studi di Confartigianato. Nella Marca si registra una crescita del 12,99% rispetto alla media nazionale che si attesta al 12,63% e a quella regionale del 7,07%. La crescita dell'edilizia è confermata anche dalla demografia di impresa della Camera di Commercio. Sappiamo che l'edilizia sono dati che probabilmente scontano l'effetto dopante in qualche modo del super bonus 110%. Dobbiamo vedere un po', abbiamo assistito a tantissime aperture nell'ambito dell'edilizia e bisogna anche capire come queste imprese siano in grado davvero di rendere i servizi per le quali nascono e per le quali si spera continuino a restare nel mercato. E si occuperà anche della situazione del commercio il senatore bellunese di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, che è stato eletto presidente della 9ª commissione di Palazzo Madama, che accorpa appunto il commercio, ma anche industria, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare. Sentiamo allora le sue prime dichiarazioni. Una grande soddisfazione, ma anche una grossa responsabilità, quella di guidare una commissione così importante che è frutto al Senato della fusione tra 2 commissioni della precedente legislatura, cioè quella agricoltura e quella industria, turismo e commercio. Dovremmo essere bravi,
a riuscire a coniugare il tanto lavoro che avremo con le esigenze di questa nazione. Sarà dura, ma sarà sicuramente un lavoro proficuo che porteremo avanti con assoluto senso di responsabilità e cercando di coinvolgere anche quelle forze che oggi sono all'opposizione, ma che possono essere utili anche loro in un momento delicato come quello che sta vivendo la nostra nazione. Adesso alcuni istanti di pubblicità e poi torniamo di nuovo in diretta tra poco. Rieccoci in studio, andiamo a Gaglio dove si festeggiano i 100 anni di municipio, scuola e chiesa. La città rasa al suolo durante la Prima Guerra Mondiale venne ricostruita subito dopo il conflitto e la comunità si stringe attorno ai suoi capisaldi. 100 anni fa i nostri avi sono rientrati a Gaglio per costruire nella massima povertà e con massimo sforzo e sacrificio la nostra Gaglio. Noi abbiamo il dovere, l'onore per la loro memoria, ma anche per la nostra dignità, di mantenere le tradizioni, di mantenere vivo il nostro paese. La Prima Guerra Mondiale aveva trasformato l'altopiano dei 7 comuni in una landa desolata. Un luogo di morte e devastazione dove regnavano gli scheletri dei paesi, i crateri delle bombe, le ossa dei caduti. Ma le genti dell'altopiano hanno saputo dare nuova vita alla loro terra, ricostruendo quel che c'era da ricostruire e tornando nelle contrade per ripartire da zero. Gaglio sabato celebrerà la ricostruzione e i 100 anni di municipio, scuola e campanile schiantati dalla guerra e rinati. La vita civile, quella religiosa, è il luogo di formazione, un triangolo fondamentale per la società dell'epoca che trova riscontri anche nella comunità di oggi, che si ritroverà per un consiglio comunale straordinario proprio sul sagrato della chiesa. La facciata della chiesa che per noi è l'emblema della Prima Guerra Mondiale perché è stato l'unico edificio, l'unico pezzo di edificio che poi è rimasto in piedi durante la guerra, perché Gaglio fu raso al suolo come tanti altri comuni. La festa della comunità che guarda al passato e si interroga al futuro diventerà anche l'occasione per capire da dove la montagna veneta possa ripartire per combattere il male più grande, lo spopolamento e l'abbandono. Ci ritroveremo come comunità, faremo un pranzo dove sono già iscritti circa 300 persone e da qui ripartirà quella che una volta era la festa della comunità, perché dall'anno prossimo a novembre ci ritroveremo ogni anno con la festa della comunità per dare senso di appartenenza a questo territorio, soprattutto oggi dopo le vicende note del Covid piuttosto che della crisi che attanaglia un po' tutti quanti. Il 12 novembre 2019 il disastro dell'Acqua Granda che colpì Venezia, 187 centimetri di marea che misero in ginocchio la città. Domenica alle 21:15 su Antenna 3 il documentario di Media Nord-Est per ricordare quelle ore drammatiche. Ed è davvero tutto, vi lascio come sempre le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata. Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app. Previsioni del tempo per venerdì 11 novembre. Sul Veneto sarà asciutto e stabile, ampio soleggiamento su tutti i settori con cielo sereno o poco nuvoloso. Non sono previste precipitazioni. Temperature minime in calo sui 6-11 gradi, massime intorno ai 15-18 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia bel tempo senza piogge. Prevarrà il sole. Cielo sereno o velato. Temperature minime tra i 7 e 11 gradi, massime intorno ai 16-18 gradi. Sul Trentino Alto Adige bella giornata ampiamente soleggiata. Possibili locali addensamenti ma senza conseguenze. Temperature minime comprese tra 3 e 6 gradi, massime sui 16-18 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci.
Non ammirare Vittorio Veneto, ma vieni a viverla. Scarica l'app.